Allora, segretario, cosa sarebbe necessario fare sostanzialmente? Perché lei dice si chiacchierava un po' fuori onda, nel 2014 7 metri circa di neve ne sono venuti giù. Anche gli anni passati la neve può venire su un territorio comunque dove c'è una predisposizione naturale, diciamo così, per ovviare a altri disastri. Allora, intanto bisogna dire una cosa, che prima di Vaia, prima dell'uragano, hanno funzionato due cose in provincia di Belluno. Ci sono state anche delle polemiche, ma è bene che le polemiche vengano subito zittite. La prima, l'ARPA, ha fatto un lavoraccio ed è stata fondamentale, e la prefettura, che ha deciso chiaramente di chiudere assolutamente gli uffici pubblici e di costituire i famosi COC, che sono dei comitati o dei centri di coordinamento comunale. Quelli sono stati fondamentali. Chiaramente lo dico che la popolazione della provincia di Belluno, specie quella alta, sono tutti quanti mezzi volontari, chi nella Croce Bianca, chi nei Vigili del Fuoco, chi nel Soccorso Alpino, e abbiamo questo, geneticamente siamo preparati anche alle emergenze, che sia chiaro, perché prima dei soccorsi ci siamo arrangiati in autonomia. Oggi cosa servirebbe? Lo dico perché potrebbe arrivare 2-3 metri di neve e siamo punto a capo, perciò intere zone potrebbero essere colpite e isolate. E ritornare, io faccio un appello al prefetto, che penso che sia una persona oltre che preparata anche interessata a quello che dice la popolazione, e riproporre di nuovo i COC. Qualora ci fosse un'allerta meteo, nivo meteorologico, di riproporre ancora queste modalità, di preparare la popolazione e di mettere nelle frazioni, l'ho già detto anche in qualche altro giornale, ma di mettere nelle frazioni dei generatori pronti perché possono servire in caso di isolamento. Quindi questa è la prima cosa nel livello di intervento. Tanto dopo vediamo se abbiamo tempo dopo a disposizione, sì, per dire cos'altro può servire. E invece per gli anziani? Per gli anziani che sono rimasti scioccati da tutta questa traumatizzati da tutta questa ondata. E anche da quel che è rimasto, perché poi esatto, è un altro perché lo scenario è completamente cambiato, il paesaggio è spettrale e anche diciamo, le 2 giornate di forte maltempo hanno messo diciamo, in crisi le persone, e per questo noi stiamo cercando, l'abbiamo messo anche in una piattaforma unitaria, ma insomma stiamo cercando di fare in maniera di fare arrivare delle psicologi che sono specializzati proprio nel soccorso diciamo, di persone diciamo, delle grandi emergenze, per poter favorire dei colloqui in modo proprio da sbloccare questa tensione. Questo sarà una delle cose che abbiamo in programma e che verrà fatta. E poi perché gli anziani, oltre a tutto questo, sono impoveriti dal punto di vista di chi aveva magari questo fondo, questo lotto con questo, a cui poteva pensare come un piccolo patrimonio, che adesso invece si vede anche diciamo, depauperato anche di questo, per cui avere almeno il sollievo da parte diciamo, di un conforto. Diciamo, e poi l'altra cosa che diceva appunto anche il segretario, la viabilità, quindi il fatto di avere strade sicure e agevoli è importantissimo proprio per gli spostamenti. Gli spostamenti che sono, come dicevo anche prima, insomma, importanti e difficoltosi ovviamente per gli anziani, e di questo ci sono sì delle associazioni che favoriscono il trasporto, ma quasi sempre per dei trasporti diciamo, obbligati, tipo non so, per l'accesso alla visita medica o comunque, mentre secondo me ci sarebbe bisogno anche di poter utilizzare dei trasporti anche per raggiungere non so, un centro culturale o per avere il tempo libero, insomma, anche per la cultura del tempo libero. Questo è fondamentale. Sì, proprio per uscire insomma, da questa situazione. Voi cosa fate come SPCGL? Prego? Voi come SPCGL che supporto date? No, e siete presenti?
Noi siamo presenti perché abbiamo ovviamente delle aree di recapito su quasi tutti i comuni, sono 44 i nostri recapiti su tutta la provincia. Abbiamo dato disponibilità a mettere anche un ufficio non solo di recapito ma anche proprio professionale, proprio nelle zone, nei comuni quelli più colpiti, in modo che la gente non si debba spostare si senta supportata, insomma, sì. Anche in questo. C'è qualcosa in particolare, una priorità a cui lei sta a cuore? Dunque, per quanto riguarda, diciamo, tutta la provincia, sì, mi stanno molto a cuore, diciamo, le donne anziane, ma perché sono una maggioranza sono molte le donne anziane nella nostra provincia, sono da sole e sono anche coloro che hanno delle pensioni più basse, cioè hanno anche un reddito più basso rispetto a tutti. Queste ovviamente sì, mi stanno a cuore e penso sempre appunto che questo è quello che poi verrà chiesto anche appunto ai comuni nel corso delle negoziazioni sociali, di un'attenzione maggiore proprio a questo target, proprio per la difficoltà in cui vivono. Noi sappiamo che per esempio sono le donne anziane nella fascia dai 70 ai 75 anni che hanno un'incombenza, hanno un lavoro di cura molto elevato, perché all'interno delle famiglie anziane ci sono quasi sempre anche dei non autosufficienti e ci sono sia il marito o figli e sono loro che si occupano di questo. Questo insomma che deve essere un po' il contesto è un contesto sociale che cioè, deve tu arrivi provvedere. hai un'età avanzata e devi comunque ancora occuparti di dei propri familiari, ed è giusto, ma bisogna anche che ci siano delle ore di tregua, insomma, per quanto riguarda il tipo quindi di sollievo, insomma. Sì, di sollievo, esatto. Secondo lei invece cos'altro è necessario fare? Diceva, perché se si verificano certe situazioni, adesso che tipo di intervento richiedete voi? Allora, intanto ricostruire come era prima, no. Bisogna ricostruire con una mentalità diversa. Innanzitutto bisogna dare priorità alle cose che sono necessarie e non al superfluo, come è stato fatto per esempio negli anni a venire. Anche qui con l'esbosco delle piante, ripeto, è giusto tirare via le piante perché si potrebbero vendere, prima però del profitto bisogna verificare la sicurezza, primo, la sicurezza di piante che sono pericolose. Poi, siccome che il sindaco ha citato e ha detto giustamente noi vogliamo tanti soldi, i soldi sono pochi purtroppo che arriveranno. E la preoccupazione nostra come categoria degli edili è che le imprese e i comuni andranno al massimo ribasso sugli appalti, perché i soldi sono pochi, perciò chi fa l'offerta più bassa prenderà l'appalto. E succedono, come è già successo pochi giorni fa, morti proprio per la questione del taglio delle piante. Allora, quello che noi chiediamo come sindacato, e qui rientro nel mio modo di essere, cioè sono 20 anni che faccio il sindacalista e ne ho viste tante, purtroppo. Noi diciamo questo, bisogna che ci siano regole certe per la ricostruzione di questo territorio e non devono stare sulla pelle dei lavoratori. Perciò prendiamo cose già fatte, non occorre farne nuove, come è successo per esempio ad Amatrice e come sta succedendo a Cortina per quanto riguarda i mondiali, un appalto unico, un ente appaltante unico che può essere la provincia con un unico contratto, cioè quello dell'edilizia. Cioè chi viene ad operare in provincia di Belluno per la questione dell'uragano Vaia deve avere un unico contratto, se no rischiamo in provincia di avere 27.000 contratti, uno che fa concorrenza all'altro, è difficile anche gestirli. Quindi questa è la cosa fondamentale allo stato attuale. Lei diceva non fare cose superflue, cosa è stato fatto di superfluo, cosa potrebbe essere superfluo? Ma il problema è conto che c'è anche il turismo che è importantissimo. Certo, è che quei fondi di confine, che anche là sono stati creati perché chiaramente non c'erano soldi che venivano dal governo o dalla regione, oppure con i fondi europei alcuni comuni hanno messo a posto la pavimentazione, diciamo, della piazza o la fontana nuova piuttosto magari che le strade silvopastorali che erano più di aiuto alla gente del posto. Faccio un esempio,
con tutte quelle piante che si sono abbattute, tanta gente è rimasta senza legna paradossalmente, perché l'accesso alle piante che erano secche erano dentro il bosco ed oggi c'è gente che è senza legna, perciò si deve comprare la legna per fare il riscaldamento. Quindi sono cose logistiche molto particolari che le conosce bene chi vive il territorio. Io vi ringrazio naturalmente di essere stati qui con noi, grazie di averci dato anche un supporto per comprendere meglio e ricordare che esistono queste realtà che hanno bisogno di proprio, oltre che di un supporto materiale, abbiamo visto anche il volantino con il contributo che può essere fatto in termini economici, anche psicologico per far sì che insomma si possano sentire non isolati ma parte di un contesto che pensa anche a loro in termini concreti. Detto questo io vi ringrazio di averci seguito, appuntamento come sempre, a presto. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.